San Bonifacio nel Veronese, 54enne tunisino travolge e uccide un 55enne connazionale passandogli sopra più volte con l'auto, poi la fuga e lo schianto con un'altra vettura. L'uomo arrestato, il video shock dell'omicidio. Assalto alla casa degli imprenditori Nicoli a Fontaniva, 3 banditi armati dopo aver legato e minacciato con la pistola la proprietaria sono scappati con gli ori di famiglia, rabbia e shock in paese. Cecchini, esperti anti-hacker, droni, Verona si blinda per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Domenica sera in arena, confermata Meloni, in forse Trump. Poche ore prima dell'evento il corteo Olimpiadi no grazie. Lo scorso ottobre aveva raggirato l'anziano titolare di un negozio di filatelia di Vicenza facendosi consegnare monete antiche per 700.000 euro. Arrestato. Maxi sequestro di droga al casello di Padova Ovest, fermati 2 corrieri nella ruota di scorta, erano nascosti 20 kg tra eroina e cocaina. Quasi 2000 infortuni in più in un anno, la piaga degli incidenti sul lavoro si conferma, un'emergenza in Veneto, lo studio di INAIL e CISL. A Trieste stamane l'ultimo saluto a Claudio Sterpin, tante le testimonianze d'affetto di amici del mondo sportivo, bersaglieri ma anche del fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Domani sera alle 21 in diretta su Antenna 3 la serata evento al Museo di Santa Caterina di Treviso. Marco Goldin racconta i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, la notizia dell'orrore che si è consumato questa mattina a San Bonifacio. Siamo in provincia di Verona, un uomo è stato fermato, è terminata proprio pochi minuti fa la conferenza stampa dei carabinieri. Tra poco vi proporremo il servizio. Intanto continuiamo con la cronaca perché c'è un'altra notizia, quella di una rapina che è stata messa a segno agli imprenditori Nicoli a Fontaniva. Presa d'assalto la casa, 3 banditi armati dopo aver legato e minacciato con la pistola la proprietaria sono scappati con i gioielli di famiglia. Il terrore che si materializza sulla soglia di casa, una pistola puntata alla testa e 3 uomini pronti a colpire. È l'incubo vissuto dalla famiglia Nicolini, nota per l'attività di recupero materiali nella zona industriale di Fontaniva. Erano da poco passate le 19:30 quando una banda ha messo a segno la violenta rapina. I malviventi, con il volto travisato, hanno atteso il rientro a casa della proprietaria e, sotto minaccia dell'arma, sono riusciti a entrare nell'abitazione, immobilizzando e legando la donna. Costretta ad aprire la cassaforte, la vittima ha assistito impotente mentre i rapinatori si impossessavano degli ori di famiglia prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Mi dispiace perché li voglio bene, siamo vicini, gente che lavora, che cerca di sopravvivere in questo mondo sempre più malato, in tutti i sensi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno ora esaminando i sistemi di videosorveglianza per ricostruire i movimenti del gruppo. Nessun ferito, ma resta lo shock per un episodio che scuote una comunità. Fucilarli, una stretta sicuramente ci vuole. Secondo me la stretta serve soprattutto alle forze dell'ordine di avere il potere di agire in maniera un po' più libera. Come facciamo a sentirci sicuro? Impossibile. Soprattutto per i giovani e anche gli anziani che vivono da soli. Dispiace perché abbiamo una realtà triste, non ci si può difendere neanche a casa nostra, hai paura proprio delle proprie mura domestiche. Essere più severi con la legge, non dico come in America, non arrivare a queste cose drastiche, però essere più severi perché tanto ci prendono in giro. Sicuro proprio no, diciamo, ci vorrebbe più controllo, ecco, più giri che fa, cioè la ronda della polizia o qualcuno che insomma possa controllare, perché ormai si sentono non solo, cioè dappertutto qua, almeno nel Triveneto vedo che il fenomeno è diciamo abbastanza frequente, troppo. A San Bonifacio nel Veronese, ora 55enne tunisino travolge con l'auto e uccide un 55enne connazionale passandogli più volte sopra con la macchina, poi la fuga e lo schianto con un'altra vettura. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Il video shock dell'omicidio.
Ecco il video shock dell'omicidio del 55enne tunisino. L'uomo tenta di scappare salendo disperatamente su un'aiuola, ma l'auto, un Audi nera, lo punta, lo insegue e travolge più volte. Il vetro della pensilina del carrello della spesa sfondato, il corpo a terra, mentre la macchina continua a girare salendogli sopra. Una violenza inaudita. L'omicidio davanti al centro commerciale di San Bonifacio. Ad allertare subito i carabinieri di soccorsi, una residente che vede l'orrore di quanto accade. La vittima non si muove più. Sul posto i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è nulla da fare. La vettura con l'assassino, dopo aver massacrato il connazionale, fugge, ma poco dopo urta violentemente un'altra auto, una Fiat Punto Bianca parcheggiata proprio nei pressi della caserma dei carabinieri. Le telecamere di videosorveglianza riprendono tutto. L'assassino inizia un litigio violento con l'automobilista della Punto, un 63enne tunisino incensurato, colpito alla gamba e allo sterno. L'uomo viene portato in ospedale. Due gravissimi fatti di violenza legati fra loro da un'unica persona, l'assassino. Un connazionale 54enne arrestato per omicidio e tentato omicidio. La vittima ed il ferito risultano incensurati e non ha trovato conferma l'ipotesi trapelata inizialmente di un presunto regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. Abbiamo ricostruito i fatti ed ora approfondiremo il movente, ha spiegato il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Claudio Papagno. Sentiremo anche l'uomo sopravvissuto che è stato ferito dall'indagato ed acquisiremo altre immagini delle telecamere collocate nella zona. Nonostante il movente sia ancora in corso di chiarimento, ha aggiunto, dalle prime immagini che abbiamo visionato emerge come sia chiara la volontà di uccidere, un gesto efferato, violentissimo e sconsiderato. Il presunto assassino è stato fermato proprio davanti alla caserma della compagnia di San Bonifacio dei Carabinieri. A dirigere le indagini sul posto il magistrato della Procura della Repubblica di Verona. Restiamo a Verona, cecchini, esperti anti-hacker, droni per le ricognizioni aeree ed agenti della scientifica dotati di bodycam. Verona si blinda per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Domenica sera in arena si attende la lista definitiva delle personalità, confermata la presenza di Giorgia Meloni, in forse Donald Trump. Poche ore prima dell'evento andrà in scena la contromanifestazione della rete Olimpiadi. No grazie. I cerchi olimpici, le transenne che circondano l'arena, lo spiegamento ingente di forze dell'ordine, gli ultimi lavori febbrili in vista della cerimonia che accenderà i riflettori del mondo su Verona. Tutto pronto quasi per il grande spettacolo di chiusura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, in programma domenica alle 20, con l'arena pronta ad illuminarsi per il grande show da miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Il listone è già pieno di gente. Piazza Brasi offre ai visitatori con un volto inedito, sicuramente blindatissimo, anche se la lista definitiva delle autorità e leader politici che saranno presenti è ancora avvolta dalle incognite. Sicuramente ci sarà la premier Giorgia Meloni, mentre non c'è nulla di certo sulla partecipazione di Donald Trump. La sua presenza potrebbe essere condizionata dal risultato delle gare di hockey. Se la squadra statunitense dovesse andare in finale, il presidente degli USA potrebbe assistere alla partita domenica pomeriggio a Milano e poi trasferirsi in arena alla sera per la cerimonia di chiusura. Eventualità che ovviamente richiederà l'adeguamento del piano di sicurezza già ai massimi livelli. Intanto oggi è stata presentata la contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni Olimpiadi No Grazie Verona, con un corteo che domenica dalle 15 attraverserà la città da Porta Palio a Piazza Sacco e Vanzetti per denunciare le ragioni della contrarietà ai giochi. Lo spreco che c'è stato, sono state vendute come Olimpiadi sostenibili, quali non sono stati spesi mi pare 7 miliardi, ci sono lavori che finiranno non so se 2030-2033, era la cosa che insomma ricordano tutti, cioè Torino sta ancora pagando le Olimpiadi invernali del 2006, Verona e l'Italia chissà quando finirà di pagare queste Olimpiadi. Sarà una manifestazione pacifica, annunciano gli organizzatori, ma si teme che possano infiltrarsi dei violenti. Noi non abbiamo nessun sentore che ci siano invece situazioni di pericolo da questo punto di vista. Ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione pacifica con la partecipazione di tanti, perché le cose da dire sono molte e credo che alla fine trovarci a dover pagare debiti di questa natura quando invece ci mancano i soldi per le pensioni, per la sanità, per le scuole e per lo Stato sociale, francamente ci pare una contraddizione che sia insanabile.
E tiene banco la proposta di Luca Zaia di candidare Venezia e le regioni limitrofe alle Olimpiadi estive del 2036 o del 2040 sul modello dei giochi diffusi di Milano Cortina, tema del quale ha detto parlerà domani con Giorgia Meloni. In queste ore il commento del presidente del Veneto Alberto Stefani, oggi in visita all'Istituto di Ricovero e Cura Sacro Cuore di Negarar e alle case di comunità dell'ULSS Scaligera. Parole, quelle di Stefani, che sembrano richiamare a temi più urgenti per la regione. Luca Zaia ha lanciato l'idea di un'Olimpiade ancora in Veneto nel 2036 o nel 2040. Ha detto che ne parlerà con la Presidente Meloni. Che ne pensa? Intanto finiamo queste, facciamo del nostro meglio e ovviamente oltre alle Olimpiadi c'è anche tutto questo che vedete attorno, la sanità, il sociale, l'importanza di essere vicini alla gente. Noi dobbiamo anche e soprattutto programmare questo aspetto importante del nostro territorio e io voglio essere in prima linea soprattutto per questo. È Michele Grassi, titolare della Security and Bodyguard di Milano, l'imprenditore indagato per omicidio colposo in seguito alla morte a Cortina del vigilante Pietro Zantonini di 55 anni. I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 gennaio scorsi, quando Zantonini venne colto da malore cardiaco acuto mentre svolgeva il turno di notte al cantiere dello Stadio Olimpico del Ghiaccio a Cortina. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Belluno, a cui la famiglia del vigilante si rivolse presentando una denuncia formale, potrebbe essere aggravata dalle condizioni ambientali e di sicurezza in cui l'uomo stava lavorando. La Polizia di Stato questa mattina ha arrestato in Campania un uomo accusato di truffa aggravata ai danni di un negoziante vicentino. 700.000 euro il valore della merce sottratta, che era custodita in cassaforte. Si trova tuttora rinchiuso in una cella della casa circondariale di Poggioreale a Napoli un uomo di 49 anni accusato di truffa aggravata in concorso ai danni di un esercente vicentino di 94 anni, titolare di un negozio di filatelia a pochi passi da Piazza dei Signori. L'arrestato, cittadino italiano residente a Giuliano in Campania, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Vicenza eseguendo l'ordine di carcerazione della Procura di Vicenza, che aveva coordinato le indagini dopo il colpo avvenuto l'ottobre scorso. Circa 700.000 euro il valore delle monete rare antiche che erano state sottratte con l'inganno dalla cassaforte aperta volontariamente dall'anziano. L'arrestato con un complice si erano presentati nel negozio di giorno a volto scoperto, dichiarandosi appartenenti alle forze dell'ordine ed esibendo un falso contrassegno identificativo. Le indagini e le verifiche eseguite successivamente avrebbero portato gli investigatori ad acquisire solidi elementi indiziari che hanno portato gli inquirenti ad emettere il provvedimento cautelare in carcere. Sulle tracce del complice ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine, che starebbero chiudendo il cerchio dei sospetti identificati. Ed ancora cronaca, maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza al casello di Padova Ovest, fermati 2 corrieri nella ruota di scorta, 20 kg tra eroina e cocaina. La ruota di scorta non era adatta al veicolo e soprattutto pesava troppo. Non hanno avuto dubbi i militari della Guardia di Finanza di Padova, che hanno fermato un veicolo in arrivo dalla Francia all'uscita del casello di Padova Ovest. Le 2 persone a bordo, 2 fratelli nigeriani, cittadini francesi, si sono dimostrati nervosi e hanno esibito una patente di guida polacca, poi risultata falsa. Da qui il controllo dell'auto. La ruota di scorta nascondeva al suo interno, ben sigillati, un numero notevole di ovuli di droga suddivisi in pacchetti pronti alla consegna. In totale sono stati trovati 15 kg di eroina e 5 di cocaina, che piazzati sul mercato avrebbero fruttato 1 milione di euro. I 2 fratelli sono stati arrestati per traffico di stupefacenti. Secondo le prime ipotesi, la droga era destinata al mercato delle piazze venete. Ed ancora droga, con la notizia dell'insospettabile veterinario 52enne che trafficava metanfetamine dall'Olanda. La droga veniva spacciata soprattutto in festini gay. Il blitz della polizia a Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano. Attendeva il pacco nel suo ambulatorio veterinario, ma all'arrivo del plico, assieme al corriere, c'era anche la polizia. È stato arrestato per detenzioni di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 52enne italiano originario di Conegliano, incensurato.
Persona insomma insospettabile, droga che secondo i primi accertamenti della polizia l'uomo faceva girare nei festini omosessuali organizzati nell'Alta Marca. La segnalazione dell'involucro sospetto è arrivata al commissariato di polizia di Conegliano, immediate le indagini coordinate anche dalla squadra mobile di Treviso. Il plico, proveniente da Amsterdam, doveva raggiungere il veterinario con studio a Santa Lucia di Piave, ma residente a Tarzo. Una volta intercettato il pacco è iniziato un costante servizio di osservazione. Appena consegnato, per il 52enne è scattato all'arresto in flagranza di reato. Sequestrate 2 buste contenenti circa 80 grammi complessivi di sostanza psicoattiva del tipo MDVP. Perquisito anche lo studio professionale, trovati ulteriori 4,4 grammi di metanfetamina e diverse bustine contenenti oltre 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo MDMA, nonché bilancini di precisione e strumenti per il dosaggio. Parte della droga era chiusa in una cassaforte. 1 grammo di questa sostanza arriva fino a costare 300 euro. Prima di questo sequestro erano state trovate dalla polizia delle boccette vuote della medesima sostanza in mano a giovani assuntori. Aumentano gli infortuni e le morti sul lavoro in Veneto, lo rivela lo studio La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di Fondazione Corazzin e CISL del Veneto. Crescono il numero delle denunce come crescono il numero degli infortuni, quindi da una parte c'è maggiore consapevolezza di chi si infortuna nel processo di denuncia del fatto grave che gli può accadere. Poi ci sono quelli mortali purtroppo che sono anche quelli in forte aumento, dall'altra parte però ci allarma moltissimo il numero crescente di infortuni anche gravi. Sono 71.867 gli incidenti che hanno comportato conseguenze per i lavoratori in Veneto denunciati all'INAIL nel 2025. Di questi 60.237 sono avvenuti nei luoghi di lavoro, mentre 11.630 in itinere. L'aumento è di 1.681 rispetto all'anno precedente e 2.935 rispetto al 2020, più 4,25%. Si esclude il picco del 2022 influenzato dal Covid. Tra le province in cui si è registrato un considerevole aumento, in testa ci sono Verona e Padova. Verona e Padova sono 2 province che hanno visto aumentare il numero degli infortuni e soprattutto quelli mortali, in particolare la provincia di Verona. Questo è determinato naturalmente anche dall'incidenza della popolazione residente e dal numero dei lavoratori occupati. Le province di Belluno e di Rovigo sono quelle meno esposte proprio per il numero di residenti e lavoratori occupati. Giovani e ultra cinquantenni tra le fasce più colpite. I giovani, quindi fino ai 35 anni, e i senior. Ci preoccupa moltissimo l'incremento sia di infortuni non mortali che di mortali nei lavoratori senior, oltre a quelli stranieri purtroppo che sono anche quelli molto esposti. I senior ci preoccupano perché significa che ovviamente sta invecchiando la demografia nel nostro territorio e nel nostro paese, e serve anche qua un investimento forte, una multidisciplinarità di approccio del problema a partire dalla formazione. Bisogna evitare che i lavoratori senior, quelli dai 50 anni in su, per capirci oggi tecnicamente a 55 anni si è anziani, vengano coinvolti in mansioni che non sono adeguate alla loro età e al loro status anagrafico. La formazione è fondamentale, ribadisce il sindacato. Serve ancora maggiore investimento in formazione e in consapevolezza. Quello che stiamo facendo è un grande lavoro assieme alle imprese virtuose, al sistema della bilateralità, ai presidi che abbiamo previsto a livello nazionale e regionale, però è ancora molto quello che c'è da fare proprio per i numeri che sono emblematici anche della crescita dei morti che ci sono stati nel 2025. A Trieste ora stamane l'ultimo saluto a Claudio Sterpin, tante le testimonianze d'affetto, anche quella del fratello di Liliana Resinovic, Sergio. L'ultimo saluto a Claudio Sterpin, in centinaia qui al cimitero di Sant'Anna per vederlo un'ultima volta, persone che continuano ad arrivare, amici, parenti, semplici conoscenti e persone che lo conoscevano da tutta la vita. Claudio aveva un grande obiettivo, scoprire la verità sulla morte dell'amata Liliana Resinovic. Sergio, lei ha perso un amico di fatto. Claudio. Cosa volete che dica? Mi dispiace. Andiamo. Anche lei ovviamente era un caro amico.
A parte un caro amico, poi era il mio coscritto di classe anche, poi facciamo parte di Fiamme Cremisi e guai se non ci fossero tutte queste persone, perché un saluto a una persona come lui non può mancare. Perciò io sarò qui a fare il picchetto per lui e accompagnarlo fino all'ultima strada, che lui ne ha fatte tante, perciò siamo con lui col cuore sempre. Ci sono tanti ricordi, è difficile sceglierne uno, ma se dovesse pensare a cosa ricorda di più di Claudio, una caratteristica particolare, un episodio? Ma la prima importante che abbiamo fatto a Roma per Trieste per i 50 anni, che abbiamo corso giorno e notte ed era una cosa con lui poi che spronava tutti a correre di più, perciò poi le corse su per via Puccini insieme, che lui mi diceva dai andiamo. Insomma era una persona che non si potevano volerle bene, perciò è un grande persona, un grande atleta, ha fatto cose storiche, perciò io lo ricordo, ho fatto tutto con lui, tante staffette per terremoto, non terremoto, perciò devo essere qua per forza e non posso mancare fino all'ultimo. Un amico partecipava ogni anno all'Olimpiade delle Clanfe che tu organizzavi, era una figura di spicco della città da tantissimi anni, un grandissimo sportivo, tu lo conoscevi? Sì, mi conosce lui da quando sono nato, perché lavorava con mio papà, era socio dell'associazione Spitz, ha partecipato alle Olimpiadi delle Clanfe, all'arrampicata santa sempre, ma al di là di questo un esempio per tutti, sportivi e non, in città, un uomo dritto, onesto, integerrimo, divertente anche quando esagerava con i ricordi, le memorie delle sue grandi imprese. È uno che insomma, è arrivato 3 volte alla Parisi con Mare, alla fine ha portato record, lustro e onore alla città di Trieste, ci mancherà tanto. Grazie. Arte in TV domani sera alle 21 in diretta su Antenna 3, la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldin racconta i capolavori della mostra Da Picasso a Van Gogh. Sabato 21 febbraio alle 21 in diretta dal Museo Santa Caterina di Treviso, su Antenna 3 un appuntamento speciale con l'arte. Una serata evento eccezionale, quella che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 21 dalle sale interne del Museo di Santa Caterina, dove è allestita la mostra Da Picasso a Van Gogh. Insieme al curatore Marco Goldin ci sarà Alice Montaniera a condurre gli spettatori all'interno dei capolavori di Cézanne, Gauguin, Van Gogh e molti altri. Un momento di approfondimento insieme a vari ospiti e alla splendida musica composta dal maestro Remo Anzovino, che eseguirà dal vivo al pianoforte alcuni dei suoi brani più famosi. Una diretta che si aggiunge alle piccole lezioni che ogni settimana Marco Goldin tiene sulla nostra emittente. In questo quadro egli ci dà una grande lezione di che cosa sia la pittura impressionista all'aria aperta, con le famose ombre colorate. Eccole qui, le vedete sul dorso di questo vestito di questa donna. È una giornata d'estate, c'è il sole che filtra attraverso i rami degli alberi e queste sono le immagini, le ombre delle foglie. Le famose ombre colorate, perché come sappiamo le ombre in natura non sono nere. Una mostra che rimarrà aperta fino al 10 maggio e che sta registrando numeri altissimi di visitatori. E per chi non potrà visitarla arriva questo regalo da parte della nostra emittente, una serata che promette emozioni e magia insieme ai maestri del colore. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, il meteo. Arrivederci.